Ben ritrovati dalla redazione. Uno scontro tra auto e scooter in viale Miramare a Trieste, poi la donna in sella al mezzo a due ruote viene sbalzata per 2 metri e riporta un trauma cranico commotivo. È successo all'altezza dell'8° Topolino. La donna, una 57enne, dopo l'impatto è stata spostata dalla scena dell'incidente da un passante, poi soccorsa del 118. Un infermiere ha stabilizzato la signora ferita, che è stata poi portata all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Il traffico ne ha risentito pesantemente, visto l'andirivieni di bagnanti nella zona, soprattutto durante il weekend. Ancora problemi nel cantiere di via Sant'Anastasio a Trieste, al 7° piano dell'edificio in ristrutturazione di fronte all'ex INPS. Si è verificato un principio di incendio, forse innescato da un cortocircuito. Le fiamme sono state poi domate dagli operai e dai vigili del fuoco. 3 persone sono rimaste lievemente intossicate. Sul posto i vigili del fuoco con 2 autopompe, serbatoio e un'autoscala, i sanitari del 118 e 3 pattuglie dei carabinieri. Nell'estate del 2023 nello stesso cantiere si era anche verificato un grave incidente sul lavoro in cui era rimasto coinvolto un ragazzo di 22 anni. È stato trovato vivo, parzialmente disidratato, il sergente maggiore Joseph Miele, 32 anni, dipendente della base di Aviano, dichiarato disperso dal 23 luglio. Lo ha trovato uno dei suoi fratelli, giunto venerdì dagli Stati Uniti sul luogo delle ricerche. Ieri mattina presto, in totale autonomia, si è messo a camminare sui luoghi delle ricerche e ha trovato suo fratello disperso. Venerdì era stato ritrovato un asciugamano di Joseph Miele che aveva fatto concentrare le ricerche in una determinata zona di Andreis. Ieri le ricerche erano riprese con l'elicottero dei vigili del fuoco. Il sergente è stato portato in elicottero al campo base dopo le visite in ospedale per gli accertamenti. Il giudice monocratico del Tribunale di Trieste Alessio Tassan, accogliendo una richiesta specifica del PM Pietro Montrone, ha condannato a pene tra i 6 e i 10 mesi a seconda delle posizioni e al risarcimento dei danni alla parte civile della regione Friuli Venezia Giulia 6 attivisti di Casa Pound responsabili del blitz nel palazzo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nel 2020. I militanti entrarono senza autorizzazione e giunsero fino al 2° piano facendo irruzione nell'aula consigliare, dove era riunita una commissione sul tema dei migranti. Gli attivisti con megafono lessero una sorta di proclama sul fenomeno migratorio, dando vita a una protesta. Lo ha reso noto il sito del Gazzettino, precisando che la vicenda giudiziaria si è conclusa l'altro ieri. E poi ancora uno sguardo alle previsioni meteorologiche per oggi. Fino al primo pomeriggio cielo sereno poco nuvoloso con caldo afoso in pianura e sulla costa. Dal pomeriggio in montagna nuvolosità variabile, inizieranno i primi temporali sparsi che verso sera potranno interessare anche qualche zona di pianura e con minore probabilità la costa. Non si esclude qualche temporale forte in tarda serata Bora. Temperature minime in pianura fra 20 e 23, le massime fra 33 e 36 gradi. Sulla costa minime fra 23 e 26, le massime fra 29 e 32 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.